per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Buonasera a tutti, benvenuti a questo primo ciclo di incontri. Un caro saluto anche al corpo docenti dell'Università di Udine, che finalmente rincontriamo di persona, perché anche le lezioni riprenderanno con gli studenti in presenza, e questo per noi è motivo anche di gioia, perché la città ha bisogno anche appunto degli atenei in presenza. Io vi do il benvenuto a questo primo ciclo di incontri che abbiamo inserito nel contesto di Contea e di Gusti Off. Abbiamo mirato la bellezza dell'architettura di Gorizia, dei luoghi simbolo della nostra città, ma cultura e anche appunto arte e anche cibo e anche appunto alimentazione. Ecco perché oggi siamo qui a parlare di sostenibilità legata a quella che è la cultura alimentare, tema sempre più sentito fortunatamente, perché prestiamo sempre più attenzione soprattutto nel mondo dei giovani. E anche noi all'interno di manifestazioni come questa, seppur in formato ridotto rispetto a quello che era Gusti di Frontiera, però abbiamo sempre comunque fatto una selezione anche appunto di quello che gli standisti proponevano, ma soprattutto appunto un'attenzione particolare nel rispetto della cultura anche dei cibi, dei prodotti che proponevano. Io voglio ringraziare l'Università di Udine per aver proposto questo ciclo di conferenze. Vi aspettiamo anche agli eventi che insomma seguiranno nei prossimi mesi, ci accompagneranno per il mese sia di ottobre che di novembre. Dopo magari il professor Marangon vi illustrerà le date e i luoghi in cui potrete tornare a farci visita. Toccheremo diversi temi durante questi incontri e vi auguro anche un buon proseguimento. Ovviamente vi porto il saluto anche del sindaco. Grazie, facciamo così, facciamo il self-service. Buonasera anche da parte mia, sono Francesco Marangon dell'Università di Udine. Vi porto il saluto del mio Ateneo, del nostro Ateneo, che come sapete da molti anni, diversi anni, e fra l'altro io quando torno qui ho sempre il piacere di ricordare che sono stato il primo direttore del CEGO, come noi chiamiamo la nostra struttura che opera a Gorizia, nel lontano 90, ma non diciamo gli anni perché sennò poi si fanno i conteggi facilmente. Quindi sono molto contento di tornare qui quando posso, sono di qui, sono di un paese qui vicino e quindi ho vari motivi per portarvi un saluto personale, ma in questo momento vi porto il saluto dell'Università di Udine, del rettore professor Pinton, di cui sono delegato per il settore della sostenibilità, sono un suo collaboratore su questo tema, ma ho anche il grande piacere di portarvi il saluto di chi ha questo ruolo oggi di responsabilità nella direzione della sede di Gorizia dell'Università di Udine, del cosiddetto CEGO, che è la professoressa Nicoletta Vasta, che avrebbe avuto ovviamente molto piacere di essere qui con noi, ma ha degli impegni personali fuori regione. Quindi vi porto il saluto di tutte queste persone. E fra l'altro lo faccio con piacere perché avete notato il saluto dell'assessore, che ringrazio assieme all'amministrazione comunale per aver accettato questo nostro invito a fare questo progetto, a essere uno dei partner, la città di Gorizia, di questo primo ciclo di incontri dedicati al tema per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Abbiamo iniziato un ciclo che vede anche poi la collaborazione della città di Udine, della città di Tolmezzo e della città di Cividale del Friuli, dove abbiamo fatto appunto un ciclo di incontri, come inizia oggi anche a Gorizia. Dicevo che ho il piacere di farlo perché, siccome parliamo di sostenibilità e in particolare di sviluppo sostenibile, che oggi significa un grande tema e un grande patto che è stato sottoscritto dai paesi del mondo nel 2015, che per semplicità e per velocità si chiama Agenda 2030, ebbene uno degli obiettivi, dei 17 obiettivi di quell'agenda, è la parità di genere. C'era il rischio che questo evento fosse tutto al femminile, è vero? E cosa volete che io non approfitti di questa...
Che sguardo, ho sentito degli sguardi che non vi dico, per fortuna non li vedete, ma io li ho visti. Vero, perché se c'era Nicoletta avrebbe portato lei il saluto, l'assessore Gatta, poi le colleghe che parlano, la dottoressa Missana, che ringrazio tantissimo per aver ideato, progettato, seguito questo importantissimo ciclo di divulgazione scientifica. Questo è l'ufficio di cui si occupa, coadiuvata dalla dottoressa Valentina Marini, capite? Quindi è veramente un piacere. Battute a parte, ma non sono battute, è una bellissima esperienza che sto vivendo assieme a tutte queste persone, che ringrazio di cuore per il lavoro che stanno facendo e che dà un segno di come il nostro Ateneo mantenga quello spirito che lo ha visto nascere. Ci piace collegare soprattutto il sottotitolo, la parola patto di questi eventi, di questo ciclo, al senso della nascita dell'Università del Friuli, che più di 40 anni fa nasce proprio, in un certo senso noi usiamo dire, da un patto con la popolazione di questa regione, che anche con un'iniziativa popolare di raccolta di firme spinse con forza e convinzione la creazione di questa università, che vede noi con piacere inseriti e protagonisti del fatto che cerchiamo di dare proprio concretezza a questo impegno di essere non solo una università che giustamente insegna, come succede anche qui a Gorizia da diversi anni, in vari corsi, fa ricerca, e anche questo avviene a Gorizia, e fa quella che noi chiamiamo la terza missione, cioè questa divulgazione, questo cercare di portare alle cittadine e cittadini alcuni aspetti dei risultati del nostro lavoro. Oggi avrete proprio una testimonianza di questo fatto, e l'averla collocata in un evento dedicato al tema del cibo mi pare molto molto importante e azzeccato. Infatti il tema di questa sera è dedicato a questo. Ma non voglio entrare negli aspetti specifici dell'argomento di stasera, ma a questo credo dedicherà il suo intervento introduttivo e il suo ruolo di coordinatrice la collega professoressa Renata Codiglia, che opera qui con molta intensità, con molta convinzione, con un grande lavoro anche all'interno del progetto di università sostenibile, che è quello anche che vede l'Università di Udine collaborare ad una rete che si chiama, c'è una sigla, se vedete questo programma che vede altri 3 incontri, uno di questi vedrà anche me sul tavolo dei relatori, sempre qui a ottobre, poi ci sarà a novembre un evento al Ridotto del Teatro Verdi, e poi sempre a novembre chiuderemo qui in sala Dora Bassi a parlare di temi della sostenibilità e digitale. Tanti temi diversi, come il tema e la diversità dello sviluppo sostenibile. Ecco, dicevo che siamo all'interno di questa realtà, e la professoressa Codiglia è una protagonista proprio di un gruppo di lavoro e di particolari progetti di questo gruppo di lavoro che noi chiamiamo Uniud Sostenibile. Ma appunto di questo sicuramente vi parlerà lei. Intanto grazie di nuovo per la vostra presenza. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Per me è un piacere tornare nelle sedi fisiche del Comune di Gorizia. Rassicuro l'assessora Gatta, gli studenti sono già tornati. Questa mattina abbiamo riempito l'aula magna di Santa Chiara. Era uno spettacolo da vedere, veramente, ed era anche un'emozione fortissima, per l'appunto, per noi che siamo stati assenti fisicamente da Gorizia per 1 anno e mezzo sostanzialmente. La sfida del tornare e riprendere interamente in presenza, e l'abbiamo sentita tutta l'emozione, veramente, tanto più col doppio appuntamento di oggi anche il Comune riapre e quindi ritroviamo i vecchi amici con grande piacere. Allora, il mio compito appunto questa sera è di introdurre molto molto brevemente, perché il mio capo, il delegato professor Marangon, io chiamo il mio capo del gruppo RUS, ecco, ha già introdotto il tema dello sviluppo sostenibile e quello che è l'attività del gruppo di lavoro, che noi chiamiamo gruppo di lavoro RUS, sostanzialmente, ovvero Uniud Sostenibile, che ha una quantità
veramente di azioni aperte, di fronti aperti in ambito ambientale, ma anche sociale ovviamente, e sicuramente anche di governance per quanto riguarda l'Università di Udine. Nello specifico qua parliamo di education rispetto appunto allo sviluppo sostenibile. Questo è il motivo per cui il collega Marangon mi ha chiesto di introdurre brevemente questo incontro. Education perché è nello specifico quello che mi è stato dato come incarico appunto in un NEOD sostenibile, concretizzare e realizzare una serie di interventi, di azioni di natura formativa, con l'obiettivo proprio di aumentare la sensibilizzazione collettiva, la consapevolezza, la partecipazione di studenti, personale tecnico amministrativo, docenti, tutta la comunità interna ma anche esterna, proprio per così aumentare saperi e sensibilità sui temi dello sviluppo sostenibile. Dire sviluppo sostenibile è dire tanto, quasi tutto. Per chi ha visto i loghi dell'Agenda 2030, i 17 puppolotti li chiamo io alla Triestina, che identificano 17 macro obiettivi appunto di sviluppo sostenibile mondiale, vedete che là dentro ci sta tutto, veramente tutto. Allora, per quanto riguarda il gruppo di lavoro russo UNIUD e in particolare appunto Rus Education, una delle cose che abbiamo realizzato l'anno scorso e che ci ha resi, sicuramente che ci ha, come dire, messo un po' sotto pressione per tutto l'anno, ci ha fatto lavorare molto, ma sicuramente molto orgogliosi e soddisfatti alla fine, è stato ideare e realizzare il primo corso di base interdipartimentale e interdisciplinare sullo sviluppo sostenibile. L'abbiamo fatto appunto immaginando una serie di moduli destinati a studenti di tutti i corsi di laurea, quindi pensati per essere fruiti indistintamente da studenti di ingegneria, lettere, medicina, scienze degli alimenti e quant'altro, e così è stato. Si sono iscritti 650 studentesse e studenti e poi 45 tecnici amministrativi dell'Università di Udine in un corso parallelo. Perché? Perché appunto abbiamo sentito l'esigenza di rendere vicini, fruibili, accessibili i contenuti dell'agenda ONU, tradurli non solo tanto in lezioni del che cosa dicono i vari goal e quali sono i target e che cosa bisognerebbe fare, ma tradurli anche da un lato in suggerimenti di comportamenti più sostenibili, stili di vita più sostenibili, e dall'altro appunto di progetti che UNIUD porta avanti a livello di ricerca, ma anche a livello di interventi, e sto pensando al portale del riuso, sto pensando alla mobilità sostenibile, biciclette, monopattini che sia, sto pensando a anche distributori d'acqua che sono stati distribuiti in tutte le sedi dell'Università di Udine e via dicendo, che sembrano piccoli interventi, ma che in realtà appunto dimostrano un intento di azione importante e sostanziale, che veramente occupano tantissimo poi sicuramente del lavoro di Francesco Marangon, ma di tutto il gruppo RUS UNIUD. Sul fronte della sensibilizzazione, del come cambiare i nostri comportamenti e stili di vita, ci siamo affidati agli studenti principalmente. Perché sì, va bene il corso, l'abbiamo insegnato, erano 30 docenti dell'Università di Udine che hanno contribuito appunto a questo corso sullo sviluppo sostenibile, quindi diciamo abbiamo messo in campo veramente tante energie, le energie migliori dell'Ateneo appunto per realizzare questa prima edizione. Ma poi la comunicazione è stata lasciata principalmente agli studenti per gli studenti. Abbiamo una tutor che è una neolaureata che è riuscita a coinvolgere da un lato
altri tutor, anche non laureati, altri studenti. Abbiamo coinvolto il Consiglio degli studenti di UniUD e via dicendo, e realizzato durante tutto l'anno una campagna appunto importante di comunicazione che fosse destinata ai ragazzi, col linguaggio dei ragazzi, e che per l'appunto oltre ad aumentare la consapevolezza magari avvicinasse i ragazzi, studenti e studentesse appunto ai temi della sostenibilità. Per entrare nello specifico sul tema di oggi, io, come sapete, non dormo a Gorizia, ma vivo a Gorizia tutti i giorni, praticamente, esatto, mi manca la brandina in piazza Vittoria. Vivo a Gorizia in maniera permanente da 20 anni, tutti gli anni, quindi da sempre, da quando è nato, vivo Gusti di Frontiera, perché noi siamo qua, siamo in centro, da sempre ci troviamo in mezzo appunto alla festa che è, scusate, dico Gusti di Frontiera come mio retaggio, perché appunto quest'anno è diventato Gusti Off. E quindi so quant'è la partecipazione e il coinvolgimento della città, della comunità, so appunto che tutti sono attivati, ma tutti vengono a Gorizia per Gusti di Frontiera, e ho visto i numeri di affluenza che ha fatto in questi anni questa iniziativa. E credo che mettere assieme la combinazione di contenuti sulla sostenibilità, e in particolare il Goal 2, appunto, io dico ridurre se non abolire la fame nel mondo, partiamo con obiettivi in tantino più abbordabili, e gusti come grande kermesse culinario-culturale, mettiamola così, so che non si può dire, che è un po' strano, ma in effetti combina le due dimensioni, da un lato street food, dall'altro incontro tra culture e mondi, diversità, che si sposa perfettamente appunto non solo con l'obiettivo 2, anche con l'obiettivo 5 dell'agenda ONU, come diceva Francesco Marangon prima, e anche con i principi ispiratori di tutto quanto, di tutti quanti appunto i temi di sostenibilità. Quindi vita migliore, migliore consapevolezza, contributo di tutti, quindi ognuno di noi deve fare la propria piccola parte, e quindi impariamo a consumare meglio, a consumare anche il cibo in maniera più consapevole, intelligente. Io lo dico per me stessa, perché l'anno scorso appunto nel modulo del nostro corso dedicato a questi temi che io ho curato, che era appunto il modulo intitolato People, persone, ho scoperto di essere molto inconsapevole su il consumo del cibo, lo spreco del quotidiano di tutti quanti noi. E da un anno io mi rendo conto che ho cambiato il mio atteggiamento nel fare la spesa, nel consumare, nel programmare quello che devo mangiare. Non so come dire, mi sono stata condizionata, o mi sono autocondizionata, e sono lì che appunto mi preoccupo, sto attenta, e mi metto come obiettivo quello del non fare determinate cose, abitudini, che poi non siamo ovviamente on-off, non siamo interruttori che si accendono non si spengono, quindi sono cose che probabilmente avranno bisogno di anni in qualche modo per trasformare il mio stile di vita di consumo. Però mi rendo conto che la consapevolezza ce l'ho ogni minuto, che prima invece non ci pensavo. E questo, e qua arrivo, vi passo il microfono veramente, perché quando attacco poi non smetto più, è vero. E questo, diciamo, è un po' il senso, la missione di questo pomeriggio qua a Gorizia, risvegliare in ognuno di noi un po' una piccola consapevolezza. Quando mi dico che 1,5 miliardi, 1,8 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate tutti gli anni,
di cui la metà di spreco domestico. Quanto ho sprecato io? L'avete misurato? Eccolo là. Questo è un po' appunto l'intento, quello di renderci così più attenti, più consapevoli, più partecipi, in modo anche appunto da consumare meglio, da festeggiare meglio Gusti a Gorizia, perché no? E da ritrovarci, se vogliamo, come dire, il prossimo anno a dire: ah, io ho risparmiato un tanto e ho contribuito allo sviluppo sostenibile, per l'appunto, col mio comportamento. E vado a presentare le relatrici di questa sera, che sono colleghe tutte e due dell'Università di Udine. Andiamo nell'ordine previsto dalla scaletta? Sì, perfetto. Quindi lascio il microfono tra un istante alla collega Sonia Calligaris, professoressa appunto incardinata al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, dove svolge la sua attività di didattica e ricerca. È autrice di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali e titolare di progetti di ricerca internazionale su bandi competitivi, nonché titolare di brevetti depositati, che come sappiamo sono il vero valore competitivo poi come esito e risultato di un progetto di ricerca. Non ho visto il titolo del tuo intervento, Sonia, però lascio a te così di presentarlo. Certo. Grazie mille della presentazione. In realtà noi ci condividiamo l'intervento, per cui in un unico intervento raccontiamo diverse cose. Noi collaboriamo assieme al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, e quindi proprio oggi ci introdurremo in questo argomento di evoluzione, in qualche modo scenari nel mondo del cibo. È un argomento complesso, non abbiamo la pretesa ovviamente di parlare di tutto, ma ci focalizziamo proprio sugli sprechi alimentari e possibili strategie per provare ognuno di noi consapevolmente magari a ridurre questi sprechi. Quindi grazie, anche per me è un piacere essere qui. Invece io abito qui vicino, per cui è un grande piacere proprio essere a Gorizia oggi. Condivido questa presentazione con la dottoressa Stella Plazzotta, con la quale condividiamo diversi temi di ricerca, e quindi condivideremo oggi anche questa presentazione raccontandovi diversi aspetti legati agli sprechi alimentari. Ci piaceva proprio innanzitutto presentarci un po', perché chi siamo? Facciamo parte del gruppo di tecnologie alimentari dell'Università di Udine, insegniamo nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze e Cultura del Cibo, quindi entrambi pertinenti insomma con l'evento che oggi andremo poi a gustare finita la presentazione. E lavoriamo su temi diversi legati alla sicurezza e alla qualità degli alimenti, occupandoci di tecnologie di trasformazione, di sicurezza, insomma tutti gli aspetti che fanno arrivare poi gli alimenti insomma nelle vostre case. Proprio in questo contesto dove si parla di cibo, dove si parla anche di cultura, ci piaceva cominciare a pensare chi erano i primi tecnologi alimentari, forse. Ma insomma, diciamo che l'uomo da sempre ha cercato di trasformare le materie prime, è stato costretto a conservare le materie prime perché non bisognava sprecare niente. Ci sono stati nella storia periodi di carestia, di guerre, di pandemie, nelle quali risparmiare le risorse, riuscire a conservare quegli alimenti era fondamentale, ed è, abbiamo scoperto tutt'oggi, fondamentale. Quindi l'uomo piano piano ha sviluppato quelle che vengono dette tecniche di conservazione degli alimenti, e che noi insegniamo proprio ai tecnologi alimentari all'Università di Udine. Pensiamoci un po', in questa ipotetica linea del tempo abbiamo cercato un po' di rappresentare quelle che sono le principali tappe nell'evoluzione delle tecniche di conservazione, e sicuramente dobbiamo partire dal fuoco, dalla rivoluzione del fuoco, che ha consentito di trasformare alimenti non edibili in alimenti edibili.
Ma da lì poi ci sono stati diversi momenti dove l'uomo ha imparato a conservare per tempi più lunghi, a non sprecare gli alimenti, e tecniche antichissime sono la conservazione sotto sale, l'essiccamento, la fumicatura, le fermentazioni. Sono tutte tecniche nate un po' non con competenze scientifiche, non si sapeva perché questa modalità aiutassero nella conservazione del cibo, ma per secoli sono stati il modo per riuscire a superare carestie, conservare il cibo e stagionalità di molti alimenti. Il grande forse momento dove si è fatto un passo in avanti e dove sono nate, per così dire, le tecnologie alimentari, è sicuramente il momento in cui con prima Nicolas Appert si è scoperto che riscaldare un alimento in un contenitore chiuso consentiva di conservarlo per lungo tempo. E pensate che questa scoperta è stata fatta in seguito a una chiamata di Napoleone, che cercava una tecnologia per far sì che le sue truppe potessero avere alimenti da trasportare durante le guerre. Diciamo che nella storia delle tecnologie alimentari la parte militare, che cercava un modo di conservare gli alimenti alternativo e più efficace, ha consentito, non solo in questo caso di Appert, ma anche poi nella storia, pensate agli alimenti per gli astronauti, sono stati in molti casi antesignani di alimenti che oggi consumiamo comunemente. Diciamo che Appert ha visto e ha capito come si poteva conservare un alimento grazie al calore. Pasteur ha scoperto perché, in qualche modo andando a capire che all'interno di questo alimento c'erano dei microrganismi che grazie al calore venivano inattivati, rendendo l'alimento sicuro. Voi conoscete tutti e consumate ogni giorno prodotti pastorizzati e prodotti sterilizzati. Nascono da lì, da questa scoperta. Ovviamente sono cambiati negli anni, non sono quelli che venivano prodotti per le truppe francesi, sono migliorati, le tecnologie sono migliorate, ma le basi di partenza nascono proprio da questi studi di Pasteur. Poi negli anni ovviamente tutto è evoluto, tutto è cambiato. Mi piaceva ricordare ancora due momenti così un po' particolari, sicuramente quello dell'uso del freddo e dei frigoriferi nelle nostre case. Sono di 50-60 anni fa iniziano a entrare nelle nostre case i frigoriferi domestici. Il fatto che il freddo aiutasse a conservare è noto, c'erano le nevaie, si conservava sotto ghiaccio, ma non era per tutti assolutamente. Sicuramente portare a casa ed avere a disposizione non solo prodotti a lunga conservazione come quelli sterilizzati, ma anche alimenti freschi, è sicuramente stata una rivoluzione. E non dimentichiamo, accanto agli alimenti freschi, gli alimenti surgelati, che oggi ci consentono veramente di superare in maniera brillante in qualche modo la stagionalità di quasi tutti i prodotti vegetali. Da lì che cosa stiamo facendo adesso? Beh, anche adesso non ci siamo fermati in qualche modo a cercare tecniche alternative. Mi piaceva ricordarvi, ce ne sono tante, ce ne sono diverse, ma mi piaceva ricordarvi, forse qualcuno ha letto sulle etichette pastorizzato a freddo. Quel pastorizzato a freddo è un'evoluzione di quanto ci hanno insegnato Pasteur e Appert, ma non riscaldiamo più. In questo caso usiamo addirittura la pressione per ottenere cibi più qualitativamente ancora migliori. Tutto questo per ricordarci che la maggior parte degli alimenti che oggi sono sui supermercati non c'erano solo 100 anni fa, non esistevano. Oggi gli alimenti, e nell'ultimo secolo gli alimenti sono disponibili per la maggior parte della popolazione. Possiamo parlare ovviamente del nostro contesto, ma sappiamo che al mondo ci sono contesti ben diversi, quindi ovviamente ci concentriamo su quello che è la nostra realtà. Alimenti sicuri, di qualità per tutti, per superare i momenti di crisi. Siamo tornati alle scatolette proprio in questo ultimo anno, proprio perché ci consentivano di non andare a fare la spesa ogni giorno.
ma anche nuovi alimenti. Voi vedete che periodicamente al supermercato compaiono nuovi reparti, addirittura il reparto dei prodotti vegetali che sostituiscono la carne adesso è diventato veramente molto ampio nel supermercato. Se ci pensate, lo spazio dedicato a questi prodotti sta via via crescendo, segno di un mercato che cambia anche in seguito al fatto che dobbiamo trovare risorse alternative per sfamare tutta la popolazione che ci si aspetta di avere. E vi ho messo anche l'ultima frontiera approvata ormai dalla Comunità Europea, quindi potremo trovarli nei nostri supermercati, sono stati approvati dall'Ente Europeo di Sicurezza Alimentare, cioè gli insetti. Sembra strano, però anche questo è uno dei probabili alimenti del futuro. Tutto questo cosa ha fatto? Questi cambiamenti hanno sicuramente nel corso dei secoli aiutato a farci vivere meglio, a ridurre l'incidenza di malattie legate al consumo di alimenti. Da un lato pensate ad alimenti che possono comunque causare gravi malattie o la morte per la presenza di contaminanti microbici, ma soprattutto hanno contribuito anche a ridurre gli stati di malnutrizione, quindi conosciamo diversissime malattie legate proprio all'alimentazione. Quindi abbiamo oggi un'aspettativa di vita che è cresciuta enormemente, potete vedere in questo grafico come nei secoli è cresciuta questa aspettativa di vita, tanto che ormai si parla di invecchiamento attivo per gestire l'invecchiamento della popolazione, e so che sarà anche uno degli argomenti di uno dei prossimi incontri, sul quale mi piaceva ricordare che comunque l'Università di Udine è molto attiva con un gruppo proprio dedicato sull'invecchiamento attivo e come riuscire a gestire questa bellissima cosa che è l'aumento di aspettativa di vita. Aumento di aspettativa di vita, quindi la popolazione ci si attende che intorno al 2050 saremo un po' meno di 10 miliardi di persone al mondo, e questo renderà necessario un aumento di circa il 70% di cibo per sfamare tutta la popolazione mondiale. E quindi, se volete, paradossalmente stiamo tornando indietro con la necessità di nuovo di non sprecare. Forse ci sono stati momenti in cui non ci pensavamo tanto alle risorse, alla necessità di non sprecarle. E in questo contesto la Comunità Europea è molto attenta, è una delle priorità della Comunità Europea quella di non sprecare alimenti in tutti i suoi piani di sviluppo strategici, di cui abbiamo sentito l'agenda, ma anche altri documenti nel quale appunto si descrive quello che dovrebbe essere lo sviluppo della nostra Comunità Europea. Perché questo? Perché circa il 31% del cibo prodotto annualmente viene sprecato, e la maggior parte di questo cibo, come prima ci diceva la collega, è legato proprio alla gestione domestica degli alimenti, quindi forse ognuno di noi può consapevolmente fare qualche cosa. Il resto è legato alle pratiche industriali, dove altrettanto bisogna lavorare, sulle quali bisogna lavorare. Ed è proprio su questi due focus che io e la collega volevamo un po' raccontarvi possibili strategie per ridurre gli sprechi da un lato a livello domestico e dall'altro, e passerò appunto la parola per questo, gli sprechi a livello industriale. Quindi gestione domestica, abbiamo detto gran parte del cibo sprecato viene sprecato a livello domestico, spesso per cattiva gestione proprio delle scorte alimentari, cioè abbiamo tanta disposizione, abbiamo alimenti che magari possono durare anche parecchio tempo, ma in qualche modo li sprechiamo, e una delle motivazioni principali è la data riportata in etichetta. Cioè spesso il superamento della data riportata in etichetta fa sprecare, da uno studio proprio dell'Università di Udine, circa il 46% di cibo che sprechiamo a casa è legato proprio alla data di scadenza. A chi non è mai capitato di prendere in mano una confezione di prodotto e dire è scaduto, cosa faccio? Lo butto? Mi può far male? Questa domanda spesso ce la facciamo proprio perché magari rimane nascosto nell'armadio o nel frigorifero quel prodotto.
Quindi vediamo un po' su questo argomento se possiamo fare qualche cosa, cioè quanto quella data può darci delle indicazioni, quanto leggere bene quella data può darci delle indicazioni. Quella data è obbligatoria. In tutta Europa è obbligatorio per le aziende alimentari riportare la durabilità, la vita commerciale si parla, l'altro termine inglese che potreste sentire è shelf life, degli alimenti. Perché? Perché è una salvaguardia per il consumatore. L'azienda dice al consumatore entro quanto quel prodotto sarà ancora buono da utilizzare con caratteristiche qualitative molto elevate, ma anche per le aziende che appunto comunicano al consumatore, perché se voi acquistate un prodotto che non è buono, quel prodotto non lo comprate più. E i prodotti alimentari non sono buoni sempre allo stesso modo, perché se ci pensate, da quando nasce un prodotto alimentare, pensiamo uscito dall'azienda, ma anche dalla vostra cucina, dalla mensa, dal ristorante, ha caratteristiche perfette, ma nel momento in cui cominciamo a conservarlo, per quanto bravi siamo a conservarlo, il prodotto è sicuro, è fatto bene, ma comunque le caratteristiche qualitative, sensoriali, gli aromi cambiano nel tempo e questo lo sappiamo. Ed è proprio lì che esiste un momento nel quale le aziende alimentari, facendo tutti gli studi legati alla conservazione degli alimenti, indicano un momento che poi è legato a quello che riportano in etichetta, per cui oltre quel momento il prodotto non è più ritenuto così buono come era in partenza e rischiano che un consumatore che lo consuma in questo momento possa dire no, non è più buono, non lo compro più, non compro più quel marchio. In realtà però dobbiamo distinguere quella data in due grandi categorie di alimenti. Cioè dobbiamo distinguere la data di scadenza e il termine minimo di conservazione, perché sono due grandi famiglie di alimenti e dobbiamo gestirli a livelli anche di gestione casalinga e di possibili sprechi in modo diverso e quindi leggere quello che c'è scritto potrebbe essere utile. La data di scadenza voi trovate scritto da consumarsi entro il giorno, mese e anno. Sono tutti quei prodotti che trovate in frigo. In pratica tutti i prodotti che trovate nel frigorifero sono prodotti che vanno rapidamente incontro a un cambiamento, anche dal punto di vista di quei microrganismi di cui parlavamo prima. I trattamenti di conservazione di cui vi ho parlato servono a rendere l'alimento sicuro, a inattivare quei microrganismi che potrebbero farci male, ma nel tempo qualcosa lì rimane e i microrganismi piano piano possono continuare a crescere e se crescono oltre un certo livello ovviamente potrebbero non farci bene alla salute. Quindi la data di scadenza è per prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, vanno conservate in frigorifero, le temperature vanno attentamente controllate e la data di scadenza vale nel momento in cui quel prodotto è conservato in modo idoneo e nella sua confezione originale. Quindi, se c'è una data di scadenza, la data di scadenza va rispettata. Gestiamo le scorte, facciamo attenzione a che cosa mettiamo nel frigo, spostiamo, ruotiamo. Le aziende fanno il first in, first out, cioè fanno ruotare proprio chi prima entra, prima esce, proprio per non avere alimenti che escano da questa data di scadenza. Quindi la data di scadenza ci deve proprio aiutare a gestire gli acquisti, a gestire le scorte in frigorifero e quindi guardiamola anche quando acquistiamo il prodotto e pensiamo a quanto quel prodotto lo consumeremo. Un'insalata pronta ha pochi giorni di vita nella propria busta, quindi dobbiamo sapere che quella data di scadenza deve essere rispettata e dobbiamo consumarla in quel tempo, altrimenti rischiamo veramente di buttarlo. L'altra grande famiglia però sono tutti quegli alimenti dove c'è riportato il termine minimo di conservazione. La differenza è sottile e va letta, e spesso va letta in un posto diverso da dove è scritta la data o il termine minimo di conservazione. Spesso le aziende ci complicano un po' la vita in questo, non sempre troviamo tutto nello stesso posto. Trovate scritto da consumarsi preferibilmente da consumarsi preferibilmente entro la fine di, perché potrebbe essere che è riportato anche solo l'anno.
E in questo caso sono prodotti che vengono conservati dove? Sono tutti prodotti che conserviamo a temperatura ambiente, nella dispensa di casa o nel congelatore. Anche quelli sono prodotti che hanno dove una lunga vita, quindi sono prodotti a medio-lunga vita commerciale. I prodotti a lunga conservabilità sono quelli che man mano che cambiano le caratteristiche qualitative, in qualche modo il prodotto è ancora sicuro, ma non è più così buono, cioè non ci sono quei problemi di microrganismi, di contaminanti che possono in qualche modo farci male alla salute, ma semplicemente il prodotto, io vi ho messo alcuni esempi, le patatine sono rancide, il caffè ha perso aroma, i cereali non sono croccanti, la cioccolata ha i puntini bianchi, la bistecca surgelata ha delle bruciature, l'aranciata è diventata bianca, non è più gialla, arancione. Non so se sono eventi che vi sono capitati, però spesso ci capita di lasciare nel congelatore la pizza e poi la pizza dal pomodoro rosso diventa giallo. Sono tutti eventi, sì, che cambiano la qualità del prodotto, ma quel momento di fine non è un momento di fine critico e quasi lo possiamo scegliere se il prodotto è ancora accettabile o no. L'azienda però ci dice: guarda, dopo quel momento lì io non ti garantisco che sia così buono come l'hai comprato e come quindi secondo le tue aspettative, perché comunque le aziende vogliono soddisfare i propri clienti, giustamente. E quindi proprio il termine minimo di conservazione è legato proprio alla possibilità di ridurre gli sprechi. Diciamo che in Europa è obbligatoria questa indicazione, negli Stati Uniti no, non ci sono indicazioni di termini minimi di conservazione, non è obbligatoria, viene detto quando il prodotto viene confezionato. Per cominciare a fare qualcosa, in Italia gli alimenti che superano il TMC oggi possono essere ceduti garantendone l'integrità, ovviamente, dell'imballaggio primario, e le idonee condizioni di conservazione possono essere ceduti a enti che si occupano poi di beneficenza, di aiutare insomma il prossimo. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo essere consumatori consapevoli, possiamo usare le informazioni che ci sono in etichetta in maniera consapevole. Questa è proprio un'indicazione che recentemente anche la Comunità Europea ha scritto proprio delle indicazioni proprio e ci ha spinto come ricercatori anche a fare divulgazione proprio per rendere il consumatore più consapevole riguardo queste indicazioni, che secondo me servono perché comunque danno delle indicazioni, però dobbiamo saperle leggere in maniera efficace. Quindi le indicazioni in etichetta devono un po' guidarci e aiutarci ad acquistare da un lato e poi a non sprecare o eliminare gli alimenti in maniera consapevole se hanno un TMC. Vi chiudo questa parte di gestione domestica perché a volte vi sarà anche capitato di aprire la confezione e di dire: bah, è lì da 2 giorni, la butto, la tengo, la mangio, cosa ne faccio di quella confezione? In molti casi decidiamo di eliminarla pur non sapendo. Perché? Perché mancano le informazioni. Su questo sicuramente bisogna e si dovrà lavorare anche a livello normativo, perché paradossalmente se comprate una crema per il corpo trovate scritto dopo l'apertura quanti mesi potete utilizzarla, si chiama period after opening, quindi trovate utilizzarla 6 mesi, un anno, eccetera. Per gli alimenti paradossalmente questa cosa non è così presente, nel senso che la normativa dice di inserirla qualora necessario e quindi la trovate spesso per alimenti che dopo l'apertura devono andare in frigorifero e trovate spesso delle indicazioni molto generiche. Ecco, secondo me su questo si può lavorare, proprio le industrie alimentari possono e dovrebbero lavorare. Anche in questo contesto gli alimenti sono di 2 grandi categorie, cioè pensate a tutti quelli che una volta aperti possono alterarsi velocemente.
anche una scatoletta di carne in scatola, tonno, quello che volete, rimane lì e quel prodotto è un prodotto altamente deperibile, quindi io lo devo mettere in frigo. Il latte non ne parliamo ovviamente, un latte anche sterilizzato che deve essere messo in frigo. È diverso il caso di un caffè, di un tè, di un biscotto, di un cracker. Lì l'apertura ovviamente di nuovo non vi causa problematica, ma sicuramente la data di scadenza non vale più, il termine minimo di conservazione non vale più, perché una volta aperto quel prodotto assorbe umidità, si altera e non è più così buono. Quindi anche in quel contesto lì impariamo a gestire gli alimenti una volta aperti, e anche in questo la Comunità Europea proprio ad agosto è uscita una nuova linea guida di EFSA per cominciare a gestire anche questo aspetto, quindi ci si aspetta che sicuramente qualche informazione in più a breve magari verrà fornita al consumatore direttamente le etichette. Quindi etichette, guardiamole bene, cerchiamo di imparare a utilizzarle, proprio perché appunto erano suddivisi in queste due grandi famiglie che vi ho appena raccontato. Quindi possiamo essere consumatori consapevoli anche dopo l'apertura delle confezioni. Quindi a casa sicuramente sì, la risposta è possiamo fare parecchio, questa è una delle strategie ovviamente, ma è una su quelle che impatta per il 50% delle cose che eliminiamo, quindi sicuramente informazione e gestione delle scorte delle etichette può passare anche attraverso di noi. Passo la parola alla dottoressa Stella Prazzotta, che vi racconta invece un po' di strategie degli sprechi a livello industriale. Con particolare piacere vi presento la collega, proprio perché ha lavorato tantissimo su questo nella sua tesi di dottorato e adesso vi racconta anche un po' dei risultati che abbiamo ottenuto. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto parto dicendo che anche per me è un enorme piacere essere qui, perché penso che l'università comunque tutti noi abbiamo un po' come poi scopo ultimo quello di avere l'obiettivo finale, insomma, di avere un impatto reale, quindi contribuire anche se con anche un minimo a incrementare un po' la consapevolezza sugli scarti. Secondo me è una grande conquista per tutti noi. Ma andando all'argomento, allora la gestione industriale degli scarti. Innanzitutto parto dicendo che come i consumatori, anche i produttori non sono abbandonati a loro stessi, nel senso che anche qui c'è un grande margine di miglioramento sicuramente, però l'Europa si è spesa e si sta attualmente spendendo moltissimo per incentivare una corretta gestione delle risorse e con focus anche proprio sugli scarti e sugli sprechi. Tant'è vero che vi ho riportato in questa slide un regolamento, che è il regolamento 98 del 2008 della Comunità Europea, che non a caso viene definito normativa quadro sugli scarti. In questa normativa infatti si parla vengono introdotte tutte le definizioni principali e vengono elencate tutte le possibili strategie di gestione degli scarti, dando una priorità. Quindi un produttore è in grado di definire quale priorità è preferibile, quale strategia è preferibile rispetto a un'altra strategia sulla base dell'impatto ambientale di ciascuna strategia, appunto. La prima strategia che viene indicata, quindi quella che ha la priorità, è la prevenzione degli scarti. Quindi in qualche modo dobbiamo evitare di produrli. Come possiamo fare? Diciamo che ci sono moltissime strategie diverse, ma volevo parlarvi e farvi degli esempi concreti che riguardano delle strategie che in realtà partono dal consumatore, nel senso che come consumatori tutte le nostre scelte in realtà si ripercuotono poi a valle, perché i produttori, la grande distribuzione organizzata in realtà poi cercano ovviamente di adeguarsi a quelle che sono le nostre richieste. E quindi mi piaceva mostrarvi un esempio relativo alla gestione degli scarti che derivano dai cosiddetti prodotti substandard. Forse vi stupirà sapere che molto dello scarto che viene prodotto soprattutto a livello ortofrutticolo è legato al fatto che la mela
l'arancia, insomma prodotti di questo tipo non sono esteticamente belli. Parliamo ad esempio di una mela che è un po' storta oppure ha un calibro che non è quello richiesto poi dalla grande distribuzione organizzata. Questo è uno spreco, diciamo, ancora più spreco di uno spreco, insomma, ci siamo capiti, perché ovviamente la mela a livello nutrizionale rimane sempre una mela, anche se un pochino più piccolina. E insomma questi argomenti sono diventati l'oggetto di una campagna pubblicitaria che ha avuto molto successo e che è partita in Francia, in una grande catena di supermercati, perché anche tra l'altro è molto smart dal punto di vista della comunicazione. In questa locandina per esempio si dice: una mela al giorno, per quanto sia grottesca, comunque leva al medico di torno. Un altro esempio è la patata ridicola, che è stata eletta Miss Purè del 2014, quindi se dobbiamo trasformarla, che sia bella o brutta, allo stesso modo ce n'è tante altre, se volete cercarci la melanzane, cioè, in questo caso abbiamo la carota, che è appunto la carota brutta, ma una volta che la trasformiamo per produrre una zuppa, dove sta il problema? Un'altra possibilità è quella di riutilizzare le eccedenze, cose che anticipava Sonia, ossia nate in America per la prima volta le cosiddette food banks e adesso diffuse anche da noi con i banchi alimentari. Sono queste organizzazioni che si occupano di raccogliere in diversi step della filiera di approvvigionamento alimentare le eccedenze e di redistribuirle poi alle persone che magari non possono permettersi il pasto. E in questo caso abbiamo un doppio impatto positivo: da un lato riduciamo gli scarti, dall'altro forniamo ovviamente alimenti a chi quel giorno magari potrebbe non permetterseli. Il riutilizzo e la prevenzione sono delle strategie che si collocano prima di avere in mano uno scarto, quindi evitiamo che l'alimento diventi appunto propriamente uno scarto. Nel momento in cui però lo scarto ce l'abbiamo, in qualche modo dobbiamo gestirlo. La cosa che andrebbe evitata è conferirlo in discarica. Il conferimento in discarica è una strategia che ha diversi aspetti negativi, innanzitutto l'aspetto ambientale, perché la decomposizione degli scarti organici porta alla produzione di moltissimi gas serra. In più per le aziende è un costo notevole, il costo è proporzionale al volume, al peso degli scarti, nonché al trasporto, per cui le aziende pesano, diciamo che questi costi pesano poi moltissimo dal punto di vista del budget aziendale. Questa che vedete nella slide è la catena di approvvigionamento alimentare nelle sue fasi principali, quindi abbiamo le materie prime che vengono trasformate a livello di industria alimentare, diventano così dei prodotti e vengono consumati. In tutte queste fasi è possibile produrre degli scarti che, come dicevamo, dobbiamo evitare di portare in discarica, ma valorizzarli. Valorizzare significa che gli scarti diventano delle nuove materie prime, rientrano nuovamente nel ciclo di valore per produrre poi dei prodotti. Quindi valorizzazione si intende proprio che otteniamo un qualcosa che prima era un costo e adesso invece ha un valore economico. Questa, anche se in modo semplificato, è un po' la base di quella che è l'economia circolare. Vedete che proprio è un ciclo, gli scarti diventano nuove materie prime e diventano poi dei prodotti. Economia circolare che a sua volta è una delle basi dello sviluppo sostenibile. E oggi abbiamo sentito parlare moltissimo di sostenibilità e mi piaceva portarvi la prima definizione ufficiale che è stata data di sostenibilità ormai già nel 1987 nell'ambito della prima commissione ufficiale che è stata istituita, una commissione mondiale istituita nell'ambito delle Nazioni Unite, in cui appunto è stata data questa prima definizione che poi è stata declinata in molti modi, è stata specificata ed effettivamente adesso la leggiamo insieme, però è un po' generica, quindi non spiega propriamente come raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, però è da qui insomma che si è un po' partiti. La sostenibilità, questa definizione dice, è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Quindi questo è un po' quello che sarebbe l'obiettivo, quindi avere un orizzonte temporale piuttosto lungo, gestendo le risorse oggi, in modo tale però da garantire anche ai nostri figli e ai figli dei nostri figli di soddisfare i propri bisogni. Tornando però alla gestione industriale degli scarti, perché la valorizzazione è più facile da applicare a livello industriale?
Beh, diciamo che ci sono delle motivazioni logistiche, delle motivazioni pratiche. Se infatti andiamo a guardare nel nostro bidone dell'organico, vedremo che gli scarti sono molto vari, probabilmente hanno una composizione appunto molto, molto variabile, anche una tempistica di conservazione molto variabile, e in più sono ovviamente sparsi sul territorio. A livello aziendale invece gli scarti sono localizzati in pochi siti produttivi, vengono prodotti molti scarti in poco tempo e quindi più la loro composizione è piuttosto omogenea, per cui a livello logistico queste diventano più propriamente delle materie prime facilmente trasformabili in nuovi prodotti. E quello che è bello della valorizzazione degli scarti è che anche gli scarti più poveri ci possono dare delle grandissime soddisfazioni. Cosa intendiamo? Sì, noi ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo effettivamente ottenuto delle grandi soddisfazioni. In particolare con scarti poveri ci riferiamo a scarti che sono ricchissimi di acqua, come gli scarti vegetali, che contengono il 90% di acqua, ma anche di più, e tutto il loro valore rimane nella parte che non è acqua, quindi la parte secca che rimane è ricca di fibre, di proteine, di composti coloranti naturali, di composti antiossidanti, tutti composti che possono diventare il target di una valorizzazione efficace. E mi piaceva portarvi appunto alcuni degli esempi delle strategie che abbiamo sviluppato nei nostri laboratori per gestire gli scarti industriali vegetali. Partendo da questo, che è lo scarto che si produce dalla produzione di succo di pesca, che si presenta come una polpa fibrosa che abbiamo disidratato e macinato ottenendo una farina ricca di fibre e composti antiossidanti che poi abbiamo utilizzato nella formulazione di prodotti da forno, in particolare pane, che presenta delle caratteristiche nutrizionali migliorate rispetto a un comune pane standard, proprio perché contiene questi composti nutrizionalmente vantaggiosi. Il secondo esempio che vi porto è quello della produzione di scarti dalla processazione della soia in prodotti come latte di soia, il tofu, che sono ormai molto diffusi e rispondono un po' al cambiamento sociale e a un incrementato numero di consumatori vegetariani, vegani, che trovano nella soia la principale fonte di proteine alternative rispetto alle proteine animali. Lo scarto che deriva dalla lavorazione della soia è definito okara, dal termine giapponese che indica proprio questo scarto, e quello che abbiamo fatto è stato estrarre dall'okara le proteine residue, proteine che sono ovviamente analoghe a quelle che sono contenute nella soia, quindi nutrizionalmente molto valide, e queste proteine potrebbero trovare applicazione come sostitute delle proteine animali all'interno degli alimenti, ma anche come prodotto in quanto tale, ad esempio come supplemento, come integratore alternativo agli integratori di origine animale per diete particolari come per esempio quelle degli sportivi. Infine un esempio che mi sta particolarmente a cuore, perché poi in realtà nella mia attività mi sono focalizzata soprattutto sugli scarti che derivano dalla produzione di insalata di quarta gamma, ossia dell'insalata in busta, che anche in questo caso è un prodotto che risponde un po' ai cambiamenti della società, nel senso che avere un'insalata pronta solo da aprire e condire risponde un po' al fatto che nessuno di noi ha tempo di cucinare, figurarsi di coltivare l'insalata, per cui non abbiamo tante volte nemmeno il tempo di comprare un cespo di insalata, mondarlo a casa, lavarlo per poi consumarlo. Il problema è però che mentre a livello casalingo, se proviamo a quantificare insomma, lo scarto che generiamo mondando l'insalata, arriviamo forse a un 5%, ma anche meno, rispetto al cespo che rappresenta il nostro 100%, a livello industriale lo scarto derivante dalla monda raggiunge valori anche del 40%, il che è dovuto al fatto che nella busta poi noi troviamo solo il cuore dell'insalata, che è la parte che biologicamente è proprio più giovane e quindi ha una vita più lunga e consente poi appunto di gestire l'insalata per quei 5 giorni che troviamo nei supermercati. Questo scarto è molto critico, è uno scarto che contiene il 95% di acqua che va a male appena lo guardi, per cui è veramente critico per le aziende di quarta gamma trovare delle soluzioni per gestirlo.
Noi abbiamo ottenuto diversi prodotti di valorizzazione dall'insalata, ma mi piaceva mostrarvi in particolare questo derivato, che possiamo definire un materiale nuovo, è un materiale bianco che deriva dalla disidratazione delle foglie di scarto dell'insalata tramite una tecnica non convenzionale di disidratazione, che ha avuto come effetto specifico il fatto, oltre a quello di rimuovere tutti gli aromi, tutti i colori, infatti il materiale si presentava bianco in odore, in sapore, ha avuto un effetto di espansione sul tessuto cellulare, e queste due immagini rappresentano il tessuto cellulare della foglia di insalata, l'immagine sopra prima della disidratazione e quello sotto dopo la disidratazione. Vedete che le cellule che compongono il tessuto si sono espanse di almeno 3-4 volte. Le caratteristiche fisiche di questo materiale sono molto interessanti. Se potessimo vederlo ci renderemmo conto che ha le caratteristiche abbastanza simili a quelle di un polistirolo o di una plastica espansa. Chiaramente, ad esempio, pensate a tutto quel materiale che viene inserito all'interno delle confezioni per proteggere gli oggetti fragili durante il trasporto e le consegne. Chiaramente però rispetto a una plastica espansa è un'insalata disidratata, quindi il suo impatto ambientale e la sua biodegradabilità ovviamente non c'è paragone. Venendo però alle note dolente di queste strategie che ci hanno dato così tanta soddisfazione in laboratorio, è che purtroppo per ora rimangono ancora allo stato embrionale, nel senso che sono state validate in laboratorio, ma ancora non c'è un'applicazione a livello industriale, e il che in termini pratici si traduce nel fatto che la maggior parte dell'occara, degli scarti della pesca, degli scarti dell'insalata attualmente vengono purtroppo conferiti ancora in discarica. Venendo però a degli esempi positivi, volevo portarvi come esempi appunto dei prodotti che comunemente utilizziamo e che sono ormai appunto è talmente scontato che per noi sono dei prodotti che non ci rendiamo neanche conto che in realtà derivano da una valorizzazione di scarti alimentari che ha avuto successo ed è ormai appunto comunemente implementata a livello industriale. Il primo esempio è quello della produzione, della valorizzazione del siero, che è il primo sottoprodotto della caseificazione, che viene utilizzato per esempio per produrre la ricotta. La ricotta per noi è un prodotto, in realtà è ricotta cotta 2 volte proprio perché deriva dalla valorizzazione del siero. Un altro esempio è quello della valorizzazione dei prodotti degli scarti che derivano dai prodotti della pesca. Da questi scarti è possibile infatti estrarre gli acidi grassi poliinsaturi, che probabilmente avete già sentito, che sono degli acidi grassi molto importanti dal punto di vista nutrizionale, che vengono utilizzati per prodotti ad alto valore aggiunto, come ad esempio degli integratori. Un altro esempio classico è quella dell'estrazione degli oli essenziali dalla buccia degli agrumi, oli essenziali che poi hanno tutta una serie di applicazioni, dai saponi agli alimenti alle essenze ambientali. E infine un esempio curioso, nel senso che si parte da uno scarto alimentare e si arriva a tutt'altro, e mi riferisco all'estrazione dell'idrossiapatite dagli scarti dell'industria della carne, in particolare dalle ossa, per produrre protesi e altri materiali a livello ortopedico. Volevamo solo concludere ringraziandovi sicuramente per l'attenzione, insomma ricordando come appunto la gestione delle risorse alla fine per non sprecare è una sfida che ci accompagna e ci ha accompagnato alla storia dell'uomo da sempre. Abbiamo iniziato a cercare di conservare il cibo perché non ce n'era abbastanza, siamo diventati molto bravi, ce n'era abbastanza, l'abbiamo cominciato a sprecare per altri motivi e oggi dobbiamo un po' proprio ritornare a cercare tutte le strategie per non sprecare questi alimenti. È stato un piacere per noi proprio raccontarvi un po' anche quello che facciamo, farci conoscere e speriamo insomma di aver dato qualche piccola indicazione, di aver contribuito nel nostro piccolo insomma a questo, allo sviluppo sostenibile in qualche modo, a questo contesto. Ringrazio il professor Marangon per averci invitato a raccontarvi insomma quello che facciamo. E quindi grazie e buoni gusti a tutti ovviamente. No, io mentre guardavo soprattutto la presentazione di Stella
Queste cose mi affascinano sempre da morire. Come dalle bucce dell'arancia si tira fuori il carburante di ultimissima generazione, cioè, mi fa morire perché non saprei mai farlo, ma mi sembra fantastico, affascinante. Però poi molto realisticamente, al di là della storia, come del film, mi chiedo quanto costa, ovvero tradurre in impianti effettivamente, come dire, convertire una serie di impianti produttivi, convertire quelle che sono le pratiche, le procedure, gli standard, quindi mettere a frutto a vantaggio da un lato in modo da ricavarne veramente una quantità di polistirolo, lo chiamo così, insomma, tanto da essere commerciabile, cioè sostenibile economicamente, e dall'altro indurre gli impianti produttivi a una conversione, un cambiamento sostanziale che è indispensabile, certo, e che certo sappiamo che costerà. La transizione tecnologica sarà una transizione anche sofferta, impegnativa, ce lo dobbiamo dire, è lì che dobbiamo andare, dobbiamo passare, ma non è una passeggiata in mezzo ai campi, insomma, vuol dire indurre, obbligare all'innovazione e al cambiamento, e sappiamo che per sua natura l'uomo è l'essere più convenzionale, tradizionalista e conservatorista, nel senso che prima di muoversi ha bisogno proprio di stare in mezzo a tanta crisi e tanta sofferenza, insomma, ecco, sembra che ci siamo, quindi dobbiamo andare, però quanto investimento, quanto costa, quanto tempo e quanto è l'utile? Lo so che è una domanda molto arida, però sì, tanto per farci un'idea. Allora, diciamo che in realtà è una domanda che ci siamo fatti anche noi, perché nel senso è chiaro che poi su scala di laboratorio da un cespo di insalata si ottiene il mini prototipo, è relativamente facile da gestire. Quindi una parte della ricerca è stata dedicata proprio a uno studio di fattibilità che è rimasto sulla carta, e ovviamente non abbiamo poi dei dati reali a livello industriale, però grazie alla collaborazione con gli ingegneri ambientali sempre dell'Università di Udine siamo riusciti a fare un grande studio di fattibilità che partiva in realtà da numeri reali, quindi quanta insalata, nel caso dell'insalata per esempio, quanto insalata veniva scartata ogni anno in Italia, ipotizzando di creare tot siti produttivi con quella data tecnologia, con quel dato costo di investimento, eccetera, si ottenevano tutta una serie di output che parlavano di fattibilità. Quindi ovviamente i numeri non me li ricordo, però per fare un esempio, investendo 10 milioni di euro in un impianto che trasformava l'insalata in questo tipo di materiale, per esempio, il ritorno dell'investimento sarebbe stato possibile nel giro di 5 anni grazie agli utili prodotti e poi altri tipi di output parlavano dell'abbattimento dei gas serra. Quindi sicuramente sono domande che sorgono spontanee, c'è tanta strada da percorrere, infatti almeno da cosa abbiamo imparato con la collaborazione con gli ingegneri, si parte ovviamente facendo prima tutti i conti sulla carta prima di partire per imprese titaniche che magari in realtà poi hanno un impatto più alto rispetto alla gestione attuale. Anche il mondo della politica, insomma, si sta muovendo, e gli investimenti e i progetti, le proposte progettuali su questi argomenti, sulla transizione verde, transizione ecologica, riutilizzo dovrebbero aiutare ad andare in questa direzione. Avete mai fatto una sorta di libro nero dei maggiori sprechi familiari, domestici, insomma, come dire, quali sono i prodotti, per quali motivi ci inducono io dico mi inducono in tentazione, allora cerco su di me di lavorare a priori al supermercato prima di comprarli, non come dire, però ci casco su alcune cose, tipicamente la mozzarella, non so, adesso non faccio il mio libro nero delle mie cattive abitudini
come se fossero più difficili, più insidiosi di altri prodotti. Se voi avete, non so, questa sorta come dire, di schema, di gerarchia che magari ci aiutano poi a stare attenti ad alcuni prodotti più che ad altri. Forse questa è una domanda più per il professor Marangon, perché ha fatto proprio uno studio su questo, tra l'altro anche a Capriva ci ha coinvolto tutti i cittadini su quanto sprecavamo quindi passo la parola. No, scusate, ma sembra quasi che abbiamo fatto il teatrino che io facevo, poi facevo il timido che non volevo intervenire, poi lei fa la domanda che mi costringete. Sì, ovviamente. No, è vero, grazie Sonia, grazie per averlo ricordato, fra l'altro. Sì, perché come mai? Io sono un economista, fra l'altro uno di quelli che su queste cose è una categoria che ha le grosse responsabilità, oltre che fare i conti, ma anche per dare i segnali giusti. Si parla tanto in questi periodi proprio di dimensione economica. Per cui noi studiamo il comportamento dei consumatori, perché questo facciamo, e anche abbiamo fatto degli studi da alcuni anni, fra l'altro noi, a un certo punto veniva citato un mio collega con cui ho lavorato, il professor Nassivera, appunto del gruppo, che ha studiato in particolare gli sprechi alimentari. Proprio noi ci siamo concentrati assieme al gruppo che poi è quello del professor Andrea Segre, se avete sentito nominare, che fra l'altro saremo assieme domani ad Aquileia ad un evento dedicato alla sostenibilità, non siamo Atlantide si chiama, un'intera giornata, ci sarà anche Andrea Segre, e sullo spreco, perché è un comportamento che noi riteniamo sì di modo però è un modo di fare economia, perché significa sbagliare il comportamento di consumo, perché uno dei modi con cui lo spreco viene misurato è quello di tradurlo in quanti euro buttiamo via, perché dopo tutto noi comperiamo e per comprare normalmente diamo dei soldi a qualcuno e quello che portiamo a casa, se poi non lo usiamo fino in fondo, vuol dire che abbiamo buttato via i nostri soldi, oltre a tutti gli impatti, giustamente. Questa è la visione che facciamo noi come economisti. Nelle nostre indagini, fra l'altro anche citava, grazie, abbiamo fatto anche proprio in seguito a un lavoro fatto con Nassivera, con la professoressa Troiano, nel gruppo nazionale di Segre, abbiamo fatto proprio un lavoro tempo fa, ma poi anche un piccolo esperimento nel nostro comune, dove risiediamo tutti e due, a Capriva, cioè abbiamo distribuito a tutte le famiglie del paese una sorta di piccolo diario e abbiamo invitato le famiglie a registrare per una settimana qual era il loro comportamento di acquisto, ma soprattutto di spreco, cioè di che cosa veniva buttato via. Non è che abbiano risposto in tantissime famiglie, alcune una cinquantina, insomma, però era un gioco perché era una cosa abbastanza semplice rispetto agli studi che facciamo. Tendenzialmente è abbastanza prevedibile, sono i prodotti della verdura, frutta e verdura, e i latticini, e le motivazioni. Sì, ma sono quelli che poi sono questi qui, no? Diciamo che poi chi ha compilato il diario in questi casi era, ripeto, un esercizio anche perché abbiamo visto che hanno lavorato molto i bambini e le bambine nelle famiglie, abbiamo visto che si capiva, abbiamo chiesto la composizione dei nuclei familiari e non a caso la maggior parte dei diari era stati compilati dove c'erano dei bambini e delle bambine, per cui è diventato anche un lavoro informativo, che quello era il nostro obiettivo. Per cui probabilmente è stato compilato anche delle famiglie più virtuose, perché ovviamente, per cui non è molto significativo dal punto di vista statistico, però confermano alcune informazioni che abbiamo. Per esempio le motivazioni che portavano a questo genere di comportamento, perché questo era il cosa e il perché anche questo è. E sicuramente qualcosa che c'entra col momento dell'acquisto viene quasi sempre fuori. Quindi ci sono questi aspetti, qualcosa veniva fuori anche sul fatto che è andato a male, è scaduto, quindi questo aspetto viene fuori regolarmente e conferma, e quindi questo ci permette di capire quali sono i temi cruciali su cui lavorare, come abbiamo fatto, grazie mille di cuore anche per questo intervento di questa sera, per fare questo genere di comunicazione. Quindi sì, ecco, i prodotti sono tendenzialmente quelli, il fresco. Ecco, rispetto al piccolo esperimento nostro, ma anche altre indagini che abbiamo fatto, rispetto al dato nazionale, per esempio c'è maggiore attenzione, una delle cose che viene fuori è anche ho sbagliato di comparare. Cioè nel senso che attratto dalle sirene a cui tu cadi regolarmente, quando in supermercato ti dicono ma Renata vieni qui, guarda che buono che sono, sono qui proprio all'altezza dei tuoi occhi e non là sotto o non là sopra. Ecco, sì. Sì, cosa vuol dire? Che termini usi terribili? Quello che per natura si ribella alle sirene. Si ribella alle sirene, però Renata, sì vabbè ci caschi regolarmente. No, ecco, a parte le battute, ecco, questo sì. Oppure che scopriamo e non ci piace.
Mi ricordo, abbiamo parlato a un certo punto, un giorno diceva che ho preso una cosa che però mi sono accorto che poi alla fine l'ho presa perché era nuova, l'ho provata, non ci piaceva ed è diventato uno spreco. Succede questo, ma questi sono aspetti marginali. Quelli più strutturali sono quelli dell'errore, della gestione, il fatto di comprare in momenti forzati a fine settimana, a fare la spesa della settimana in cui poi vai e infatti quando c'è nel libretto c'era, e poi finisco, c'era un decalogo che abbiamo preso sempre dal gruppo di Segre, c'erano alcuni suggerimenti che sembrano fin sciocchi, però è importante, per esempio andare a fare la spesa con la lista e poi ok, ma non basta, perché uno fa la lista, poi la dimentica in tasca e fa lo stesso. No, il problema è fare la lista e rispettarla, perché farla e poi quello lì è il 10% di quello che compri. No, Renata, non va bene, devi però fare solo l'acquisto di quello. Difficilissimo. Per non dire, da economista lo sappiamo, e da chi anche poi incrocia il marketing dei dintorni, è chiaro che adesso non voglio demonizzare le cose, ma sappiamo che c'è un lavoro culturale anche generale, anche dal punto di vista di chi produce. L'obiettivo 12 dell'Agenda 2030 parla di produzione e consumo sostenibili, molto interessante questo abbinamento. Il versante dei produttori, con cui noi anche cerchiamo di lavorare, è molto importante. Allora, se uno mette una scheda e le persone poi si dimenticano, ti comprano un nuovo prodotto, cioè, c'è una tendenza ovviamente alla convenienza economica di questo fatto. Se uno gestisce troppo bene, vendi di meno. Adesso, per fortuna, il mondo delle imprese ha un atteggiamento molto diverso su questo, sa che può puntare su altri elementi per avere delle economie. Una riflessione brevissima, perché ho apprezzato moltissimo queste relazioni e vi ringrazio moltissimo. Una riflessione rispetto all'intero progetto, è così interdisciplinare, così interdipartimentale. Abbiamo parlato di ingegneria, parleremo di medicina, parleremo di scienze della formazione anche, perché uno dei modi forse per combattere lo spreco è proprio quello di insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, proprio la pratica del non spreco. Forse noi siamo un po' giustificati dal fatto che ci siamo abituati a sprecare, cominciamo adesso ad avere un po' di rimorso quando sbagliamo, ma forse i ragazzini, i bambini possono ancora imparare che è una responsabilità personale prima di diventare una responsabilità collettiva. Come per tutti i punti dell'agenda ONU 2030, è proprio una questione di educazione, di formazione e di far diventare il nostro impegno un impegno collettivo, insomma come posso dire, un forgiare in qualche modo la nostra cittadinanza attiva, ecco, su tutto il ventaglio delle tematiche che la parola sostenibile così in maniera generosa e ricca raccoglie e racchiude. Quindi io davvero vi ringrazio per questo e mi rendo conto che facciamo anche del bene con queste conferenze divulgative e formative e quindi questo mi riempie di soddisfazione e sono molto fiera della nostra università. Grazie.